Al via le iscrizioni ai corsi di istruzione e formazione professionale dell'Istituto Futura, che dà l'opportunità ai giovani in obbligo scolastico di scegliere tra la figura di operatore del benessere, acconciatore ed estetica, o come operatore della produzione alimentare, a quello di riparazione di veicoli a motore e carrozzeria, o nel settore elettrico. I corsi sono gratuiti, con stage in aziende, certificazione con attestato di qualifica professionale al 3° anno e diploma di tecnico professionale al 4°, una vera opportunità nel campo del lavoro per il proprio futuro. Allora, la Scuola Futura è una scuola di formazione professionale aperta ai ragazzi che è in uscita dalla scuola media. È una scuola professionale perché accanto alle materie propedeutiche che si fanno, diciamo, in tutte le scuole superiori, accanto a queste materie sono previsti degli insegnamenti pratici a seconda del percorso scelto. La scuola prevede il conseguimento al superamento di un esame di 3° anno della qualifica professionale e al superamento dell'esame di 4° anno un diploma tecnico. In questo momento sono aperte tutte le iscrizioni per i ragazzi che quest'anno conseguiranno la licenza media, quindi invitiamo tutti i ragazzi a venirci a trovare, siamo in via Dante numero 111 per venirsi ad iscrivere. Sono aperte anche le iscrizioni per il 4° anno, per cui tutti i ragazzi che hanno meno di 23 anni e che hanno già conseguito una qualifica professionale, quindi hanno un attestato appunto di qualifica, possono venirsi a iscrivere per frequentare il 4° anno nell'ambito dell'avviso 40 e conseguire il diploma tecnico qui da noi. La nostra è una scuola di mestieri, ma non a caso viene fatto il corso di agroalimentare, parruccheria, meccanico, estetica. Ai ragazzi viene dato veramente la possibilità di mettersi nel mondo del lavoro, dando loro veramente la possibilità di spendersi e uscire fuori i propri talenti, perché a volte magari tutti vogliono andare in museo, che ben venga. Però la nostra scuola noi teniamo sempre a dare una formazione globale, perché insieme alle materie prettamente professionalizzanti che sono agroalimentari, parruccheria e quant'altro, i ragazzi ci si fanno tutte le materie: italiano, storia, inglese, religione. Qua abbiamo tutti i professori qualificati che si spendono veramente per i ragazzi. E in più noi che cosa facciamo? I ragazzi vengono seguiti, veramente, c'è anche l'ascolto, perché ogni ragazzo ha una problematica e vengono seguiti uno per uno, non sono dei numeri, assolutamente. Quindi dico, veniteci a trovare, vi facciamo vedere i nostri percorsi, vi facciamo vedere i laboratori, vi facciamo parlare con i colleghi e tutto. I ragazzi che hanno interesse e che sicuramente, ed è una cosa importante secondo me per loro, avere anche questa possibilità di percorso formativo. Io quindi sono l'insegnante di agroalimentare. I ragazzi acquisiranno le competenze per quanto riguarda la ristorazione, per quanto riguarda la panificazione, la pasticceria e anche la trasformazione alimentare. Quindi non solo andranno a conoscere i prodotti, quindi che abbiamo soprattutto qui in provincia di Agrigento, ma andranno ad acquisire quindi le competenze nelle tecniche di cottura, negli impasti per quanto riguarda la panificazione e naturalmente anche quello che è la pasticceria, il mondo della pasticceria. Docente di italiano e fiera di far parte di questo corpo docenti, perché Futura è una scuola al passo con i tempi. Infatti ai ragazzi, oltre ad acquisire le competenze del mestiere che sceglieranno di svolgere, vengono forniti a questi ragazzi anche gli strumenti per le competenze chiave nelle materie umanistiche come italiano, storia, geografia, attraverso lezioni interattive e multimediali, attraverso lavori di gruppo e metodologie all'avanguardia. In questa scuola vengono
anche svolti dei bellissimi lavori di gruppo, come questo che prevede, questo è un compensato di polisterolo ricoperto da pasta di sale dipinto, poi verranno collocati su questa Sicilia, fatta interamente dai ragazzi a mano, verranno collocati dei simboli della nostra tradizione, della culinaria, anche identificativi del territorio, un progetto fatto insieme con la docente di cucina, di agroalimentare, che ha stimolato i ragazzi.